É alegria ou non è allegria? Wow! Il Natale per noi è allegria, è gioia, questa manifestazione di Dio o no? E è molto interessante, qual è il tuo concetto che tu ce l'hai di Dio? Che cosa tu pensi della persona di Dio? Quando tu ascolta la parola Dio, che cosa ti viene in mente? Che cosa? L'amore? Tu conosci un Dio triste o no? Chi conosce un Dio triste qua? Chi conosce un Dio di gioia? Amém? E o nostro Dio è di gioia. È interessante che noi, la nostra vita, il nostro stile di vita è d'accordo con quello che noi conosciamo di Dio. Perché quello che io conosco e so di Dio è quello modo che io comincio a vivere con il mio stile di vita. Perciò noi vediamo oggi in questa meditazione qua, c'è un po' di rumore qua Perin. C'è qualcosa che non sta funzionando qua. Non so se è qua. Noi quando lavoreremo questa meditazione sul nostro Dio che è un Dio pieno di gioia, di allegria e che vuole che la nostra vita sia un trasmettere la gioia verso di Lui. Leggiamo questo brano di Luca capitolo 2, dal versetto 8 a 14. In quella stessa regione c'erano dei pastori che stavano nei campi di notte e facevano la guardia ao loro gregge. E o angelo do Signore si presentò a loro e la gloria del Signore risplendé intorno a loro. E furono presi di gran timore. L'angelo disse loro: non temete perché vi porto una buona notizia e una grande gioia che tutto il popolo avrà. Oggi nella città di Davide è nato per voi il Salvatore che è il Cristo, il Signore. E questo vi servirà di segno: troverete un bambino avvolto in fasce e coricato in una mangiatoia. E a un tratto vi fu con un angelo una moltitudine di esercito celesti che lodava a Dio e diceva: gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace in terra agli uomini che Ele gradisce. Che cosa troviamo qua? Due cose molto caratteristiche della persona di Dio. Chi è Dio per noi? Io non lo so. Chi è Dio per te? Io so che per me Dio è quello che mi ha tolto di un momento di una vita triste e mi ha inserito in una vita con gioia. Perciò la mia vita deve riflettere la gioia che è il nostro Dio e anche in mezzo alla semplicità. Perciò che la nostra mentalità e tradizione e cultura umana, noi e religiosa, noi abbiamo un'idea, un Dio chiuso, un Dio triste, un Dio troppo duro, rigido, un Dio che io non riesco a avere amicizia, un Dio che mi sembra che è di là e io non riesco a avere un contatto con Dio. Tante volte la nostra religione ha creato nella nostra mentalità un Dio che non esiste. E perciò che quando io vado in chiesa mi sembra quella idea di una chiesa triste, pesante e che non mi piace stare in chiesa. E o nostro Dio non è così. O nostro Dio, ao contrário, é um Dio che vuole l'adorazione, un Dio che vuole la lode, un Dio che noi dobbiamo saltare di gioia. Perché è questo che Dio fa. Eu non so se tu hai capito o senso. E o nostro Dio, quando criou o mundo, che cosa fece? Non sapete? Genesi capitolo 1 e 2? Tutto era buono e si è dimostrato con gioia, allegria, perché Dio voleva condividere questo, perciò che criò l'uomo. Perciò che la nostra mentalità abbiamo perso la semplicità, la grandezza e la bellezza del nostro Dio. Noi stiamo perdendo questo. Perciò io devo conoscere veramente Dio come Lui è e non quello che mi hanno insegnato. Interessante che ieri stava lavorando con gli adolescenti e abbiamo lavorato quanto è importante capire, conoscere, avere una scoperta, ma soprattutto avere una esperienza di una conoscenza di Dio come Lui è. Chi è Dio per te? Dio veramente è gioia per te o Dio è tristezza? Dio è semplicità o che tu pensa perché per gradire a Dio tu devi fare tanta cosa che possa essere gradita a Lui? Io vorrei lavorare questa mattina in queste due caratteristiche di Dio: la gioia e la semplicità. Tutto quello che Dio ha fatto nella storia ha fatto con semplicità e con gioia. Dove c'era Dio
c'era la semplicità e la gioia. In che modo Dio crea la natura e tutto quello che esiste? In modo che Dio crea tutto. Ha parlato, esiste. E Dio ha detto, esiste. Ha parlato semplice. In che modo crea l'uomo? Ha fatto un grande calcolo lá, hai preso una chimica di là, hai preso qualcosa di là, in che modo Dio criou l'uomo? Il povo della terra, soffia, Spirito. Siamo noi. L'uomo oggi, per cercare di spiegare la creazione, il Big Bang, criou qua un grande tunnel, cria tanta cosa per cercare di spiegare una cosa semplice. Dio per crearti, acqua, polvere, soffia e tu ci sei. Semplice. Tutta la Bibbia, le manifestazioni di Dio sono così semplici. Perché l'uomo vuole creare una grande confusione per cercare di spiegare Dio, se Dio è semplice. E noi stiamo perdendo questo. È bello vedere i bambini qua suonando, è bello vedere qua tutti questo gruppo cantando, perché nella semplicità, nella logica, c'è la presenza di Dio, perché c'è questa manifestazione di gioia. E il nostro Dio non è quello essere freddo, apatico, lontano, 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 che non si importa con me. Nostro Dio è qua in mezzo a noi. Nostro Dio qua sta ascoltando il nostro cuore. O nostro Dio vuole gridare e gioire della nostra vita. O nostro Dio è quello che ti invita alla gioia. E perché tante volte nós não stiamo gioendo? Perché fa freddo, perché piove, perché ho perso il lavoro, perché ho questa malattia, perché mi hanno guardato in quel modo, perché non aspettavo quello di quella persona. Tu non conosci un Dio di gioia e tu cominci a vedere le piccole cose e che ti tolgo la gioia di vedere la grandezza di Dio. Dio è gioia, come faceva quel pastore in Portogallo, com'era? Ele saltava di gioia perché voleva manifestare che il nostro Dio è così, è di gioia. Perciò che Dio crea le cose con tanta semplicità per manifestare la gioia. Leggiamo veloce qua qualche testo biblico. Êxodo 14, 16 a 21. 16 e 21. Come che Dio apre o mar rosso? Alza tu bastone. Estende la tua mano sul mare e dividilo. E i figli di Israele entreranno in mezzo al mare sulla terra asciutta. E il Signore fece ritirare il mare con forte vento orientale durante tutta la notte e lo ridusse alla terra asciutta e le acque si divisero. In che modo? Un bastone. Semplice. Soffia, un vento. Si apre. Semplice. Un miracolo di Dio. Semplice. Ossia, e che cosa fece il popolo di Israele dopo? Cantati di gioia. Semplice. E la gioia. Come che Davide e Golia, come è stata quella storia? Davide un ragazzino, chi conosceva Davide? Nessuno. E anche il testo dice così, 1 Samuele 17:55, di chi è figlio questo ragazzo? E quello che doveva sapere che cosa risponde a Saulo? Io non lo so. Un ragazzino che nessuno conosceva, in che modo ha distrutto Goliat? Com che cosa? Com la mitralha? Hai sparato? Com che cosa? Una fonda e una pietra, basta. Semplice. Semplice. È questo modo che Dio agisce, nella semplicità delle cose. Semplice. È questo che Dio ha fatto. E dopo che Davide ha distrutto Goliat, quel grande uomo, che cosa fece il popolo di Israele? 1 Samuele 18:6. All'arrivo dell'esercito, quando Davide ritornava dopo aver ucciso il Filisteo, le dona uscirono da tutta la città di Israele incontro del re Saulo, cantando e... quando ti manca danzare e ballare, no? Sapete che ballare è un'invenzione di Dio? Danzare è Dio che ha creato. E che noi come chiesa dobbiamo ballare e danzare. E dobbiamo saltare di gioia per quello che Dio fa nella nostra vita. O quanto nós stiamo perdendo la semplicità e le manifestazioni della gloria di Dio per quello che Lui fa. E le donne qua stavano cantando e danzando ao sono di timpano, di triangoli e alzando grida di
triângulo, trac, 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 não só como era aquele sono, eu não só como era aquele que loro estavam cantando, a única coisa que eu só, loro estavam adorando Dio com gioia. Em que modo a Chiesa deve responder a Dio? Com gioia, con la semplicità per quello che Dio fa. Jericó, una città fortificata, in che modo quella città è stata distrutta? Hanno gridato, sono calate le mura. Uau! Eu não so come è il tuo Dio, ma il mio Dio è un Dio che lavora nella semplicità e è un Dio di gioia. Io so che io devo adorare il mio Dio con tutta la gioia del mio cuore. Io devo saltare. Eu non so se il tuo concetto di Dio è questo. Se il tuo concetto di Dio è dentro di una scatola, freddo, perciò che tu non conosci questa gioia. E l'invito che abbiamo letto qua, l'invito che io ti faccio, è conoscere questo Dio di gioia. Un Dio che fa delle belle cose nella semplicità della storia. E perciò che o Natale è questo. Natale sono le cose semplici che si manifestano con grande gioia la potenza di Dio. Dove è nato il bambino Gesù? In un bello ospedale a Treviso, un bello ospedale a Roma, a Milano, un bello ospedale a New York, un bello ospedale non so dove è. Dove è nato il bambino Gesù? Una stalla. Dentro di che cosa hanno messo Gesù? Mangiatoia. Le cose semplici. Che cosa fecero i pastori quando videro quello? Che cosa fecero il re quando sono andati a quella casa e hanno visto Gesù? Hanno adorato, hanno cantato, hanno manifestato gioia per vedere la grandezza di Dio. Interessante che Gesù nata in quella stalla che era piena di animali. E che cosa facevano le pecore? Bambini, che cosa fa una pecora? Alto, voce! Voce! Beh, più alto ancora! Gli adulti assieme ai bambini. Hanno fatto questo, le pecore. Cominciato a bellare di là perché c'era Dio di là e c'era quello rumore. In mezzo a questo bellare delle pecore, in mezzo a quello detrito di cavalli, ao mugito delle vacche, in mezzo a tutto quello grido, era Gesù. Era Dio nato. E loro stavano adorando e gridando perché c'era Dio. Nella semplicità c'era la gioia. Le pecore, le mucche, i cavalli stavano manifestando quello grido di adorazione al nostro Dio. E noi come Chiesa dobbiamo imparare questo. Perciò nella semplicità esiste la potenza di Dio. Giovanni capitolo 1, 46 dice, Natanaele gli disse, può forse venire qualcosa di buono di Nazareth? Filippo gli disse, vieni a vedere. Perché neanche la città dove Gesù è cresciuto era una città ben riconosciuta. Nella semplicità. Nelle cose semplici c'è Dio. Nella gioia c'è Dio. Quando tua squadra fa una rete, che cosa tu fai? Grida di gioia, no? Ma quando Gesù fa qualcosa nella tua vita, che cosa tu fa? Che bello, né? Oh mio Dio, ok. E basta. Quando tu trovi lavoro, che cosa tu fai? Quando Dio ti guarisce, che cosa tu fai? Quando tu vieni in chiesa per adorare a Dio, come tu fai? O quanto stiamo perdendo quella grandezza, quella gioia del nostro Dio. Dobbiamo riprendere questo. Noi dobbiamo inserire nella nostra vita la semplicità e la gioia e l'allegria, perché il nostro Dio lavora nella semplicità e nella gioia. Il nostro Dio è semplice e il nostro Dio è con allegria. Se io conosco Dio così, io sarò così. Ma se eu não conosco Dio come veramente è, io non sarò così. O quanto dobbiamo conoscere il nostro Dio. Perciò le cose semplici sono le cose che durano in eterno. Le cose che non sono semplici finiscono subito. Nella semplicità noi possiamo conoscere questo Dio. Salmo numero 30, 11. Che cosa dice qua? Tu hai mutato? Tu hai mutato il mio dolore? È biblico danzare. Hai sciolto il mio cilicio e mi hai rivestito di... È questo che il nostro Dio fa. Perché stiamo perdendo la gioia di Natale? Perché stiamo perdendo la gioia della conoscenza di Dio? Ritornate, Chiesa!
ritornate alla gioia, ritornate ao grido, ritornate ao ballo, à dança, ritornate a riflettere chi è il nostro Dio. E o mondo deve conoscere un Dio con gioia e nelle cose semplici. È in questo modo che dobbiamo camminare e cantare. Abbiamo cantato il rap. Che cosa significa questa parola? O giorno felice, perché ho conosciuto il Signore. Oh, giorno felice perché ho conosciuto Dio. Oh, che felicità che io ce l'ho! Perché Dio fa parte della mia vita. E quello Dio di allegria ha contagiato il mio cuore. Anch'io adesso manifesto la gioia. E la mia bocca non si trattiene in sorriso. E non importa se mi manca dente, non importa. Io voglio sorridere a mio Dio. Perché questo è prezioso. Oh, Dio está in questo modo con noi, qua in mezzo a noi, e Dio vuole gioire con noi. E la tua vita è una manifestazione della gioia di Dio, e se Dio vede il tuo cuore, si gioisce con te, si rallegra con te. Se io sono contento, io porto questo contentamento ao nostro Dio. Se io sono in allegria, o mio Dio mi guarderà il mio cuore e dirà: ah, meu Caio, tu sei prezioso. E facciamo adesso una corsa qua e gridiamo di gioia. Wow, è questo camminare con Dio. Dio non è lontano, è qua con noi, gioiamo assieme. Perciò le due cose importanti che noi dobbiamo imparare quando noi conosciamo Dio: ravvedimento. Luca 15,7 vi dico allo stesso modo che sarà grande gioia nel cielo per un peccatore che si ravvede che per 99 giusti che non hanno bisogno di ravvedimento. Se tu stai perdendo la gioia, primo punto, ravvediti. Ritorna a gioire con Dio. E che quando esiste un ravvedimento, un ritornare alla gioia, che cosa succederà in cielo? Sarà che cosa? Gioia. Che quando tu gioisci e ti ravvedi, c'è gioia nel cielo. Cambiamento nel tuo cuore. Wow, Dio sarà felice. Secondo ponto, è la fede. Io devo credere in questo Dio. Ebrei 11,6. Ora, senza fede è impossibile piacergli, poiché chi si accosta a Dio deve credere che Lui è e che ricompensa a tutti quelli che lo cercano. Se io vorrei piacere a Dio, che cosa devo avere? Ravvedimento e fede. È fede credere nel soprannaturale. È fede non vedere ma credere. È fede quando eu non riesco a vedere, ma io credo, io vado con gioia. Io sono sicuro che c'è Dio. È quello che Dio vuole da me. Ravvedimento e fede. Se tu ce l'hai questo, una grande gioia al nostro Dio. Perciò in questo modo eu posso conoscere o Dio d'amore, di grazia, di perdono, di misericórdia. Un Dio che mi abbraccia, un Dio di sorriso, un Dio di allegria, un Dio di potenza. Quando eu conosco o vero Dio, wow, eu me sento amato. Ma io devo conoscere veramente un Dio della mia esperienza, non della mia tradizione o degli antenati miei. Io devo conoscere Dio della mia storia, non della storia degli altri. Io devo conoscere Dio che è entrato nella mia vita, non nella vita degli altri. E così la mia vita sarà trasformata, ha mutato la mia tristezza in danza, in ballo. E perciò che io posso cantare al mio Dio adesso e saltare con gioia, perché la mia contentezza sarà la contentezza di Dio. E finiamo con l'ultimo versetto qua, Salmo 47,1. Che cosa dice? Battete le mani, ó, popoli tutti, acclamate Dio con grida di Salmo. È scritto nella Bibbia. Battete assieme le mani, popoli tutti, e gridate. Gridate con grido di gioia, perché il Signore è con noi. Alleluia. Dove eu oro, cantiamo.